Faccio l'autista di trasporti in una ditta e per premiarmi mi hanno dato 2 biglietti, 2 poltroncine per un'opera alla Scala. La prima volta in verità che vado là, a mezzogiorno tra il risotto e le polpette, alla Carlina ho raccontato del regalo. Ma come faccio, ha detto lei, che cosa metto? E te non hai nemmeno un bel vestito blu. Vengo Carlina, vengo. Andiamo al freddo. Così a noleggio ho affittato un frac di seta e lei si è messa su un vestito coi lustrini che le ha prestato la signora Quarantini, mettendo in vita una cintura di lamè. Mi son sbarbato e lei si è messa i bigodini e siamo andati col furgone della ditta. Andiamo dentro, è una serata popolare e c'era gente con la giacca quadrigliere. E la Pepe. Hai visto Carlina? Hai visto Alfredo? Un ragazzotto che avevamo al nostro fianco ad alta voce disse: guarda quei signori, non hanno dato il posto a 2 lavoratori per venire qui vestiti come i baccalà. È giusto l'abito, fa il monaco ed è vero. Siamo passati quella sera per 2 ricchi, ma abbiamo fatto presto a scendere dai tacchi. È stato un sogno, non succederà mai più. Mai più. Carlina, non succederà mai più, sai?